Appassionati di galoppo e soprattutto di galoppo sardo, ben ritrovati all'Isola che galoppa per la 14ª puntata di questa stagione che va a raccontare tutto ciò che è successo nel Derby Day, l'evento clou dell'intera stagione ippica andato in scena sabato 19 settembre all'ippodromo di Chilivani. Parleremo ovviamente del Derby sardo, della listed race, del criterium sardo con le voci dei protagonisti. Parleremo anche delle altre tre prove che hanno preceduto le corse clou del convegno. Infatti, in virtù di ciò, siccome sarà una puntata molto calda e ricca di tanti contributi, cercherò di essere il più breve possibile per raccontarvi in sintesi tutte le prove, partendo dalla prima dove si registra il successo di Bainza di Montalbo, la femmina grigia da imperatore da Clodia che coglie il suo secondo successo in carriera con in sella Gavino Sanna che insieme al trainer Antonio Cotto hanno aperto e chiuso trionfalmente questa giornata. Qua stiamo vedendo le prime battute dove l'iniziativa è stata presa da Bienvenue Flambé, il portacolori della San Giuliano, che al suo esterno in questo momento Baila Bonita. In terza posizione si sistemava Bainza di Montalbo. Ma noi andiamo con le immagini alla curva conclusiva dove Bienvenue Flambé figura ancora in vantaggio, ma viene preso di mira da Bainza di Montalbo che non appena entra in retta prenderà chiaramente la meglio con una bella pedalata e progressione sotto la spinta di Gavino Sanna. Bienvenue Flambé cede il secondo posto alla risalita di Baila Bonita, mentre si avvia in solitaria Bainza di Montalbo a concludere al primo posto, mentre per il quarto finiva Bolero Quit. Quindi vittoria per Bainza di Montalbo, come ha detto, figlia di imperatore da Clodia e di Pepita di Montalbo, una figlia di Physique, allevamento della signora Alba Deledda. I colori sono quelli della scuderia Sata Fiori di Tula. Noi ci andiamo a sentire le impressioni di Gavino Sanna, quelle dell'allevatore il signor Salvatore Abbotto e quelle del proprietario il signor Antonio Fiori. Gavino Sanna, Bainza di Montalbo, ritrovi la vittoria dopo il debutto? Bene. Sì dai, una cavalla che anche al Gran Premio l'altro giorno aveva corso bene, quinta, il 2004 secondo me è un filino lunga. Oggi ha trovato la distanza sua, secondo me la categoria era adatta per lei, è andata bene. Sì, alla grande, complimenti. Grazie. Gavino. Allevatore Abbotto e Antonio Fiori, allevatore proprietario di Bainza di Montalbo, una cavalla positiva, fatto da te allevatore. Beh, direi di sì, ha avuto un buon inizio questa stagione, poi insomma ha avuto qualche risultato magari non troppo brillante, però oggi ha confermato insomma, che è una cavalla di qualità. La madre era ugualmente una cavalla un po' difficile, un po' incostante, ma di grande qualità, per cui speriamo la continui in questa maniera. Sì, la mamma, ricordiamo, Pepita di Montalbo da Physique, era una cavalla che a 1600 aveva dimostrato davvero tanto, sì. E anche una cavalla di classe fin quanto ha potuto. Antonio, un acquisto che un investimento che ti sta premiando. Contento, dopo tanti sacrifici. È arrivata la seconda vittoria. Senti, Tula si conferma paese di proprietari e di vincitori. Speriamo che continui. Beh certo, la speranza è quello. Complimenti a tutti. Bene, abbiamo sentito Gavino Sanna, abbiamo sentito anche per la prima volta ai nostri microfoni sia l'allevatore del signor Salvatore Abbotto e quelle parole poche ma evidentemente cariche di emozione, quelle del signor Antonio Fiori, a cui facciamo i complimenti per Bainza di Montalbo e a tutto il team ovviamente. Celebriamo anche il successo di Offsider che trova la sua seconda vittoria in carriera, la quarta per i nuovi colori con in sella Michael Arras nella corsa riservata al puro sangue inglese di 3 anni e oltre sui 1600 metri, cosa che ha visto sin dalle prime battute una positiva via col vento andare davanti a dettare il ritmo della corsa nei confronti appunto di Offsider che non la perdeva di vista. Quindi la corsa alla fine è stata un affare tra questi due, perché via col vento figurava ancora in vantaggio quando i cavalli si mettevano nella curva conclusiva con Offsider richiesto già da Michael Arras per seguire il passo di via col vento che filava via. In terza posizione in questo momento vediamo Temujin, all'esterno Red Cross, Mastra di Scola, un po' tutti alla rincorsa. Si entra in retta, via col vento prova
lungo lo steccato a difendersi dall'attacco di Offsider, che però gli impone il suo affondo e con una bella progressione si disferà di via col vento per venire a vincere anche abbastanza nettamente. Per il terzo emergeva all'interno Mondorame a precedere Cataleia, quindi seconda vittoria stagionale come detto per Offsider, un figlio di Frozen Power, la mamma Celion Round. I colori sono quelli del team Corrias, il training è quello di Fabrizio Pina che coglie il suo ottavo successo stagionale, mentre per Offsider complessivamente si tratta della nona vittoria in carriera. Quindi noi ci andiamo a sentire nell'ordine Michael Arras e i soci proprietari Salvatore Masala e per la prima volta anche le parole di Francesco Dettori. Michael, trovi la vittoria con Offsider, un cavallo atteso, bella cosa. Oggi è partito bene, che le ultime corse era un po' più pigro da partire, oggi è partito bene, si è messo subito in corsa dietro il favorito, che ci ha portato fino all'ingresso in retta e ci è uscita perfetta. Sì, bravo, complimenti. Proprietari di Offsider, Francesco, oggi parto da te perché Salvatore lo sentiamo spesso. Senti, Dai, siamo contenti, dai. Ha fatto due prestazioni a Follonica, un po' così. Abbiamo deciso di tornare da noi. ti fa bene l'aria di casa. L'aria sarda è molto meglio. Senti, 1600 ve l'aspettavate con questa categoria? Sì, dai, lui va sui 1600, dai, su 1600-1800 ci va bene. Anche perché ha corso bene al rientro con i Gentleman e oggi ci ha confermato più o meno la stessa linea. Salvatore, Siamo contenti. Salvatore, un'altra soddisfazione Offsider. Sì, dai, ci stiamo divertendo. Un cavallo Va bene, 1800 secondo me ce la può fare, 1600 alla sua distanza. seconda vittoria stagionale, quindi bene così e complimenti a tutti per la passione che ci mettete e tutto. Grazie. Bene, abbiamo sentito l'entourage di Offsider, le parole di Michael Arras, quelle appunto di soddisfatte, quelle di Salvatore Masala e Francesco Dettori. Il tema che abbiamo affrontato di Offsider era sulla distanza, perché comunque si andrà col programma a trovare distanze più impegnative, però 1600-1800 sembra essere alla sua portata. Bene così, comunque Offsider è un cavallo regolare e positivo, perlomeno con la corsa qua in Sardegna, a parte la parentesi da dimenticare in Toscana. Comunque un buon soggetto questo, l'ha dimostrato subito. Bene così, complimenti a tutti. Passiamo alla prova per arabi di 3 anni, la prestigiosa maiden intitolata Waterbound Stallion Summer Cup, vinta da Ballad. Questo cavallo sicuramente un soggetto interessante, figlio di Damis Damer, che aveva già fatto vedere qualcosa di buono in occasione del debutto, poi era salito a Roma e aveva fatto terzo correndo in buona categoria e poi il quarto all'internazionale. Non correva da allora, si è presentato davvero in buona forma, presentato bene dal training di Mariatina Floris, quindi in sella c'era Alessandro Fiori. Stiamo vedendo le prime fasi dove l'ospite Belshazzar ha preso l'iniziativa con il San Antonio Fresu, Bontassarda si manteneva subito a contatto unitamente a Ballad. Questi erano tra i più attesi alla vigilia. Ci portiamo con le immagini nella curva finale, dove Belshazzar è già attaccato da Ballad che lo avvicina in retta. Piazza la stoccata vincente Alessandro Fiori, che richiede qua alla frusta Ballad e soprattutto abbraccia, accompagnerà il grigio. Come stiamo vedendo, Belshazzar qualche difficoltà, prova ad approfittarne Bontassarda che si tuffa all'interno, ma Ballad vola via gli avversari. Una vittoria anche abbastanza netta questa di Ballad. Al secondo rimane in quota Belshazzar, al terzo Bontassarda, al quarto Brahma. Come detto, un figlio di Damis Damer, quindi linea interessante sia dal punto di vista sia dal punto di vista del padre di Ballad e Damis, ma soprattutto anche dalla madre Qatar. Questa è una figlia di Diamantina e Calligola, se non sbaglio. Lei in carriera ha vinto il derby del puro sangue arabo, il Gran Premio Anica, il Gran Premio d'autunno a Grosseto. Insomma, una cavalla che a 3 anni aveva fatto vedere grandi cose. Questa Qatar, questo è il primo prodotto con cui trova la vittoria. Sicuramente molto ha fatto anche la scelta saggia di Damis,
che ha premiato, che ha premiato i propri allevatori, i propri proprietari con questa vittoria. Ricordiamo, i colori sono quelli della scuderia TSA, mentre l'allevamento è quello del signor Piero Puzzo. Per Ballad abbiamo solo il contributo di Alessandro Fiori e noi ce l'andiamo a sentire. Bixella Ballad, Ale, una gran corsa, sei scappato via per l'allungo decisivo ai 50 finali. Ma sì, tutto bene, alla fine anche credo di corso era giusto, un cavallo che mi portava fino alla retta finale. Ho spostato senza problemi e comunque via pulito. Complimenti e auguri, in bocca al lupo per le prossime. Grazie. Alessandro, Ballad, una bella vittoria. Sì, cavallino che merita secondo me. Si era comportato bene anche a Roma, quindi. Bene anche a Roma, al debutto, poi Cesare l'ha rispettato un pochettino, giustamente come credo che debba fare perché secondo me merita parecchio. Ha vinto bene oggi. È venuto tutto bene. Sì, bravo Alessandro. Grazie. Bene, abbiamo sentito Alessandro Fiori e archiviamo queste 3 corse facendo i complimenti a tutto il team di Ballad e iniziamo a salire di tono con le corse clou, ovvero con la 45esima edizione del Criterium Sardo. Stiamo vedendo le prime fasi, la sgabbiata dove la San Giuliano Daori dell'Algher ha scartato in partenza mentre gli altri filavano via, guidati da Lori Dittoni che prendeva il comando delle operazioni. Qua stiamo vedendo Memo dell'Algher subito ha contato, Sappalambrosa, Wolfgar, Principe Dittoni, Piatto e Oro, concedeva qualcosa in avvio, Bora dell'Algher. Criterium che vedeva favoriti almeno 3-4 soggetti, tra questi c'era sicuramente Memo dell'Algher che sfidava Sappalambrosa e poi ha atteso anche Principe Dittoni insieme a Bora dell'Algher. Cavalli che comunque stanno percorrendo la retta opposta quando si entra in curva finale dove Lori Dittoni tiene al comando. Ora viene presa sotto assedio da Memo dell'Algher con Nino Murru che va a richiama alla frusta la sua allieva e in retta poi emergerà chiara e netta la vittoria di Memo dell'Algher come stiamo vedendo negli ultimi 250 finali. Nino Murru con l'ausilio della frusta se la porta a sinistra e lascia lì Sappalambrosa staccandosi chiaramente per una vittoria abbastanza easy per Memo dell'Algher che precede la compagna di colori Bora dell'Algher, finita davvero forte nell'ultimo parziale e scivola al terzo Sappalambrosa e al quarto ha concluso Principe Dittoni. Bella vittoria questa di Memo dell'Algher che regala il Criterium Sardo che mancava alla bacheca già ricca della San Giuliano. Questa figlia di Memas è Moment of Truth da Teofilo La Mamma, un pedigree come sottolineato in occasione del primo successo importante. Sicuramente premia questo investimento alla San Giuliano. Per Nino Murru si tratta della 15ª vittoria in stagione per la San Giuliano, l'11ª, e si tratta anche della 6ª doppietta in questo 2020, quindi bene così per la San Giuliano che sta dimostrando di essere una solida realtà nel panorama dell'ippica sarda. Noi ci andiamo a sentire nell'ordine Nino Murru, Leonardo Chessa e il signor Domenico Manca. Grandi complimenti per questa corsa, hai gestito alla perfezione Memo dell'Algher dopo l'ultima uscita dove ha passeggiato, eri chiaramente il favorito per questa corsa e tu comunque non hai smentito le aspettative. Sì dai, la cavalla aveva vinto bene la sua Maiden, poi in seguito avevamo lavorato bene, una cavalla di grandi mezzi, che sapevamo. Con Leonardo avevamo deciso di correre tra le punte perché insomma la cavalla di passo e ha dimostrato di essere una cavalla che sa galoppare. Insomma, scuderia in forma, Fantino in forma porta a questi risultati. Sì dai, perché stiamo lavorando bene, stiamo lavorando molto, fino a domani c'è la fiducia e i risultati arrivano. Tanti auguri Nino. Grazie. Nino Murru, 2 battute veloci, Memo dell'Algher ha confermato tutto ciò che di buono aveva fatto. Sì dai, ne avevamo già parlato Bru, la cavalla ha vinto bene la sua Maiden, come ho detto al direttore Budroni. In seguito abbiamo lavorata molto bene, noi ci credevamo molto a questo criterium, è una cavalla che noi ci crediamo molto, speriamo che non ci smentisca. Sì, ha vinto anche bene, complimenti Nino anche per Bora, quindi tu complimenti. Sì, anche Bora è andata bene. Dedico questa vittoria alla mia fidanzata e a mio figlio Giovanni Paolo. Ok, complimenti. Leonardo Chessa, il coronamento di una stagione, arriva il Criterium Sardo.
il primo per la San Giuliano, Primo. dopo il Turrittano, quindi una bella soddisfazione. Sì, una bella soddisfazione, dai. Ci credevamo, la cavalla è arrivata in ordine, l'abbiamo aspettata questa autunno perché un po' una linea tardiva e tutto, e grazie a Dio ci ha ripagato. Sì, vi ha ripagato anche perché ha debuttato tardi rispetto agli altri, però ha dimostrato fin da subito di essere sicuramente della categoria e oggi l'ha confermato e ribadito. Memo dell'Algher, come detto anche nella precedente vittoria, discende bene, quindi un bel prospetto davvero per il Sì, futuro. una figlia di Maimas, comunque linee un po' da aspettarsi anche dalla parte materna, e niente, oggi è venuta fuori con questa categoria e ha dimostrato un po' quanto vale. Sicuramente la cavalla ha ancora margini di miglioramento sicuramente. E molto contenti per Bora, per quello che è successo in passato, dai. Mi ha anticipato, vi state specializzando nelle doppiette. Facciamo del nostro meglio, dai. Sì, E io ringrazio tutti quelli che lavorano con me, senza il signor Domenico, tutti quanti comunque che ci danno tanta fiducia, e niente, abbiamo formato una bella squadra che si dà da fare, dai, tutti fanno il loro. Sì, e i risultati poi ovviamente. I risultati ci stanno pagando. È la normale conseguenza del lavoro ben fatto. Complimenti a te Leonardo davvero e a tutto il team, e in bocca al lupo per il futuro. Crippi, grazie. Domenico Manca con la coppa dei vincitori del Criterium Sardo, la prima affermazione in questa competizione che è storica per la Sardegna, che premia il miglior puro sangue inglese della sua generazione, ha premiato Memo dell'Algher. Sì, sono ancora emozionato, mi ha fatto tanto piacere perché sinceramente stiamo lavorando molto su questi cavalli, anche perché abbiamo perfezionato ciò che sono le linee di sangue e che intendiamo proseguire in futuro, perché è tutto un lavoro di squadra, è un lavoro di squadra che è capitanato da Leonardo. Dovrebbe essere il proprietario, però dico capitanato da Leonardo perché dal punto di vista tecnico li segue Leonardo, poi io li seguo dall'altra parte, incoraggiando e dando il mio supporto sia anche tecnico seppur lieve. Quinta corsa in programma, premio Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan Cup. Sì, complimenti signor Domenico per questa ennesima vittoria di quest'anno, ennesima doppietta perché poi Bora è seconda, quindi un Criterium Sardo con i fiocchi della San Giuliano. Grazie molto. Bene, abbiamo sentito Nino Murru, un soddisfatto, Leonardo Chessa, a cui vanno fatti i complimenti ancora una volta per come sta presentando i cavalli della San Giuliano, per come sta lavorando in maniera seria e professionale. I risultati lo stanno pagando anche grazie agli uomini di fiducia, come ha sottolineato anche lui, ovvero il Morning Jockey e poi fantino di scuderia Nino Murru e anche Nicola Sanna. Bravi tutti, ovviamente complimenti anche al signor Domenico Manca. Archiviamo il Criterium Sardo, passiamo alla Listed Race, la terza edizione di questa importante corsa, tra le più importanti che si svolge in Sardegna a livello di vetrina, a livello anche remunerativa, dove ha visto il trionfo di Ramiz Al-Aziz, che visse il successo del 2019, stessi colori, stessa connection, Endo Botti, Antonio Fresi e colori la scuderia D'Averio, ma questo giro non se l'ha portata di certo da casa Ramiz Al-Aziz, perché ha dovuto fare i conti e misurarsi contro un Antares del Ma straordinario che sin dalle prime battute ha imposto il proprio ritmo senza snaturare il suo modo di correre, andando in avanti, costruendosi la corsa metro dopo metro per poi sfiorare l'impresa nel finale, come vedremo. Qui siamo al primo passaggio, i cavalli si mettono per il primo passaggio davanti alle tribune, vedete Antares del Ma davanti nei confronti di Gallura, dovrebbe essere Uragano di Chia, insomma sono tutti lì, Zaffiro dell'Ota, Zutod, Ramiz Al-Aziz, Zefiro di Chia a chiudere, dovrebbe essere così. Quindi Antares del Ma davanti, stiamo vedendo, però ci portiamo alla retta opposta, dove sempre figura in vantaggio il portacolori della scuderia Vincentelli. Ora Ramiz Al-Aziz lo affiancherà, sembra anche abbastanza facile in controllo Ramiz Al-Aziz, ma quando gli impone il suo primo affondo risponde e reagisce soprattutto Antares del Ma, qua si volta Michael Arras, inizia ad accompagnare quando si vede sopravanzato da Ramiz Al-Aziz. I due inizieranno un prolungato testa a testa che è partita appunto dalla metà curva sul palo. Poi vediamo Antares del Ma
ai 300 finali, prova a scappare via Ramiz Al-Aziz, richiesta maggiore impegno, sembra appoggiare dentro Antonio Fresu, deve fare i salti mortali per mettere in linea il proprio allievo. Qua Antares Del Mar è passato, sembra aver fatto i conti giusti col palo, ma poi Ramiz Al-Aziz riprende la pedalata e su proprio nel palo. Giustizia Antares Del Mar per il terzo, Zoe di Gallura al quarto, Zefiro di Chia. Successo dunque per Ramiz Al-Aziz, che centra la terza vittoria in una lista, la settima in carriera, una carriera corredata anche da 8 piazzamenti in 21 corse disputate. Lui ha 8 anni e vince 75.000 euro. Il training, come detto, è quello di Endo Botti, i colori e l'allevamento dei signori Manuela e Paul Daverio, quindi sicuramente Antares Del Mar non ha nulla da recriminarsi, anche se quando si arriva così vicini al successo un po' qualche rammarico te lo porti dietro, anche perché confrontarsi e misurarsi con queste realtà come appunto Endo Botti, la scuderia Daverio e soprattutto come Ramiz Al-Aziz, che ricordiamo lui è un figlio di Akbar e Wintawi, fratello uterino di Amereto, quindi una linea straordinaria per quanto riguarda il puro sangue arabo. È un peccato, perché comunque avrebbe dato un peccato per quanto riguarda tutto l'indotto della Sardegna, dall'allenamento, insomma l'allevamento, sarebbe stata una bella vetrina, anche uno sponsor per tutta l'ippica sarda, ma così non è andata, perché Ramiz Al-Aziz ha dimostrato di essere un cavallo di qualità, ben presentato dal suo team, e quindi vanno i complimenti a lui. Noi ci andiamo a sentire Antonio Fresu e Gianni Ruzzi, il morning jockey della scuderia della signora Giulia Correa. Oggi purtroppo il caldo è partito male dalle gabbie, poi portava il sovraccarico di 59 kg in confronto all'Antares Del Mar, che aveva vinto molto bene l'ultima volta e c'era 4 kg in meno. Ho dovuto montarlo diversamente dalle altre volte, perché ripeto è partito male, però il fondo allora ha provato il recupero e ha reagito bene sul palco. Bravo Antonio, in bocca al lupo per tutto, auguri. Grazie. Antonio Fresu, seconda lista di seconda lista da Chilivani, ciò che conta è questo. Sempre gli stessi colori. L'importante è vincere. Senti, la cosa è un po' complicata. Sì, è venuta male dall'inizio, è partito male il cavallo, però ho cercato di risolverla in una maniera diversa. Callo un po' si difendeva in fondo, si appoggiava un po', però insomma ha rispettato i pronostici. Sì, è emersa la qualità di Ramiz Al-Aziz. Complimenti. Grazie. Gianni Ruz, non commentiamo una vittoria, ma è quasi un'impresa. Quasi un'impresa, sì. Siamo contentissimi, dai, il cavallo ha corso alla grande, ha dimostrato anche oggi che può correre con questi cavalli di qualità, dai. Alla fine quello che ci ha battuto è un cavallo che ha già fatto liste, sa anche i gruppi, ed è sempre lì, dai. Sì, ha vinto l'anno scorso qua Ramiz Al-Aziz, ha vinto a Merano, insomma un cavallo di tutto rispetto. Che oggi l'ha un po' sudata. Sì, gliel'ha fatta sudare. Senti, confrontarsi con un team come Endo Botti fa... dalla Sardegna, insomma, è tanta bello, roba. È bello, sì. È bello. Sì, infatti questa non è una vittoria, ma vale mezza vittoria, perché ci è mancato poco. Mi sa un muso. Sì, sul finale è stato piegato. Comunque complimenti a Antares Del Mar, che dà peso alle parole dell'ultima volta che hai detto tu, che avevi appunto ribadito che lui può correre con queste categorie. Secondo in lista devono dare tutti i complimenti a Antonio. Gianni. Antonio. Bene, abbiamo sentito Antonio Fresu che ha raccontato un po' che non è stata una corsa per nulla semplice, si è complicata nel percorso, anche perché Antares Del Mar comunque ha venuto cara la pelle e comunque ha reso soddisfatti sia il proprio allenatore sia il team, insomma tutti, quindi bene così, in bocca al lupo anche per questi due cavalli. E ora ci tuffiamo nell'edizione numero 94 del Derby Sardo. Noi facciamo partire le immagini, questa corsa storica, la madre di tutte le corse per quanto riguarda l'isola, per quanto riguarda il galoppo isolano. Corsa che ha visto 15 partenti al via, dove Bob Cat ha preso subito l'iniziativa nei confronti qua di dovrebbe essere Valente, Brillante de Ghenta, Baldo Boy, Brunilde, Bella Chidera, Batman che viaggia nel cuore del gruppo nella prima piegata. Facciamo vedere anche il passaggio di fronte alle tribune, dove Baldo Boy prendeva l'iniziativa, sempre
tallonato da Bobcat, Brunilde, Baila per linee esterne, Borborino, Brillante da Ghenta, Battuman, insomma un gruppo ben raccolto. C'è stata una fase di studio un po' generale, alla fine è stato Baldo Boy a prendere l'iniziativa, ma poi vediamo qua la mossa tattica. Stiamo vedendo qua la mossa tattica di Bella Chidera. Forse l'aveva preparata così il proprio trainer a metà della retta opposta. Ha dato una brusca accelerazione, ma Battuman, richiesto subito da Gavino Sanna, l'ha lasciata scappare. Forse avevano già individuato che era anche lei la cavalla che poteva la cavalla da contrastare in questo derby sardo. Infatti Bella Chidera raggiunge Baldo Boy e all'ingresso della piegata conclusiva passa sotto la spinta di Silvano Mulas, ma la sua scia è preda di Battuman, che non la perde di vista di un centimetro, anzi in curva va ad affiancare Bella Chidera. I due si staccano chiaramente dal resto del gruppo e quando si entra in retta Battuman ingranerà la sesta, lasciando lì tutti, anche la generosa Bella Chidera, per andare in passerella. Qua stiamo vedendo Battuman che ha già messo tutto in chiaro e sotto controllo, con Gavino Sanna a mimare, come per dire questo è un fenomeno, il merito è suo. Quindi sotto gli applausi scroscianti del pubblico va a tagliare per primo il traguardo a Battuman nei confronti di una positiva Bella Chidera. Per il terzo emerge Benito a precedere Valente Bonorvesu. Quindi si sono un po' riconfermate le linee di tutta la stagione. Battuman centra questa importante vittoria, la quarta della sua carriera in 5 uscite. Il training era quello di Antonio Cotu, anche per lui quinta vittoria in questa competizione. Dopo i successi con Pantuosco, Rialto, 29 e Zimbar, arriva anche quello con Battuman, tra l'altro 5 negli ultimi 9 anni. E il secondo invece per Antonio Munni, che è il proprietario e allevatore di Battuman, che dopo Zimbar nel 2018, che era il suo primo cavallo allevato, c'entra il replica con Battuman 2 anni più tardi, e questa si tratta di una vera e propria impresa sportiva, si intende ovviamente. La curiosità è che Battuman ha vinto, scusate, che questo allevamento, quindi Erika di Pedraupu, la fattrice, che è una fonda inglese, ricordiamo, figlia di Vidocq, ma rientra a fondo arabo, è rientrata a fondo arabo sia con Rialto che Bangkok, con quali si è vinto il derby. E tutti e due però gli stalloni avevano vinto il derby, essendo figli di Oscar Day. Quindi alla fine le scelte dello stallone sono state premiate da parte del signor Antonio Munni, che sicuramente è stato capace di realizzare tutto ciò, e vanno fatti i complimenti. Gavino Sanna, primo derby, eguaglia alla vittoria del fratello Mario nel 2015. Soddisfatto anche il Jockey di Burgos, per lui sono 22 ad oggi le vittorie in Sardegna, e noi ci andiamo a sentire Gavino Sanna, Massimo Marcialis e il signor Antonio Munni. Gavino, complimenti, è una vittoria strameritata e soprattutto questa è quella forse dove hai sudato di meno. Ma meno male, dai, meno male. Era quella, diciamo, che mi mancava, perché non avevo mai vinto, quindi ci tenevo. Ero fiducioso del cavallo. Bravo Gavino, anche come mio ex alunno mi fai felice il doppio. Un applauso a Gavino Sanna, vincitore da favorito, non si lascia scappare l'occasione in sella a questo grande cavallo. Grazie, sicuramente hanno fatto complimenti anche a Antonino e tutta la sua scuderia, che ha preparato in maniera perfetta il cavallo, al proprietario e allevatore e per l'ultimo cavallo che hanno allevato. Assolutamente. Massimo, ha vinto derby con il team, ha vinto il babbo, ha vinto il fratello, insomma. Quest'anno hai veramente fatto il fuoco. Forse è il quinto. Sì. Siamo partiti da Pantosa, diciamo che spesso ci fanno bugiardi, però quest'anno ci siamo voluti confermare da favorito. 29. Zimbar. Sul cavallo a festeggiare. Sono felicissimo, al settimo cielo. Un buon cavallo, ce l'aspettavamo. A tutto il team. Mi dispiace che ha avuto tante storie da dire per un problema
vedo Pringles Ordine d'arrivo della diceva che il cavallo aveva vinto al debutto per Primo il arrivato, numero 6 si è riconfermato, ha dimostrato di essere a fondo arabo il migliore. Sì. Oggi ha dimostrato. Complimenti Massimo per il lavoro mattutino, per tutto. Complimenti. Antonio Monni. Bruno! Ci sarebbe tanto da dire, però ci limitiamo a Non fare. c'è niente da dire adesso, non c'è niente da dire. Ha raccontato tutto lui oggi. Sì, era un cavallo che Cavolo. ha dimostrato tutto il suo valore e premia la passione tua, che sei nuovo, perché lo dico Certo. sempre. Insieme alla compagna Giovanna. Senti, Alla moglie, la grazie. moglie. Soddisfazione immensa. Cosa vuoi che ti dica? Cavolo, meglio di così non poteva andare, caspita. In 3 anni, 3 soggetti, 2 derby vinti, caspita, Bru. Bella, bella, veramente bella, una cosa incredibile, non me l'aspettavo, nel senso che iniziando ad allevare si riusciva a vincere così tanto. Però questo già prometteva bene dall'inizio, come tutti ne parlavano bene, grazie a Dio è rimasto sano e ci ha dato una grandissima soddisfazione. Caspita, sono veramente felice, veramente. Sì, ha seguito le orme del fratello Zimbar, del padre Rialto, insomma. Bangkok era Zimbar, vincitore di derby, insomma la scelta, Sì, sì. la scelta dello stallone ti ha premiato, perché comunque hai scelto 2 vincitori di derby e ci hai vinto 2 derby. Cavolo, sì, è vero, l'abbiamo azzeccato, incrociato bene. Diciamo che abbiamo in merito di avere una grande fattrice, quello premia tantissimo l'incrocio con gli altri stalloni. E niente, sono venuti fuori 2 soggetti, 2, anche 3, perché Arizona non è da sottovalutare. Purtroppo non è che ha avuto la fortuna degli altri 2, però è stata una buona cavalla anche lei. Questo penso che li abbia superati tutti, è formidabile, è fenomenale, veramente. Sì, non resta che farti i complimenti nuovamente e goditi la vittoria perché, Grazie. perché è giusto grazie a così. tutti. Ringrazio il Complimenti. team e tutti quelli che hanno partecipato a questa grande vittoria. Grazie, Ok, grazie complimenti. a tutti. Grazie. mille. Gavino Sanna, questa penso sia una delle più belle vittorie della tua carriera. No, penso sia una delle più belle come tutte, perché il derby mi mancava, è una cosa che ci tenevo a vincere, sono contentissimo. Ti dico la verità, ero un po' emozionato anche prima della corsa perché c'è un cavallo che veramente va tanto. Per essere un fondo arabo è un bel soggetto, però ero fiducioso che il cavallo stava bene, era in ordine, infatti faccio anche i complimenti anche alla scuderia, Torino Cotto e tutto il suo team per averlo portato ancora al 100% a questo derby. E niente, sono ancora emozionato. Senti Gavino, tu sei nato qua ipicamente e il derby è la cosa, questo era 99 anni fa, è nato il primo, quindi l'anno prossimo sarà l'anno del centenario. Vincerlo anche prima del centenario è una grande... No, una grande soddisfazione, ho detto te. Io sono nato in Sardegna, ho cominciato a montare a casa i cavalli, sono venuto per la prima volta qui al Clivane a vedere le corse dei cavalli, quindi arrivare a vincere il derby è una cosa indescrivibile. Nonostante la limitazione degli ingressi del pubblico, il pubblico c'era, hai fatto la passerella, ti hanno applaudito, acclamato. No, penso che sia stata una bella cosa perché come te il pubblico era limitato, però c'era il pubblico. L'Ippica in Sardegna è una cosa molto sentita e l'hanno dimostrato al pubblico oggi, anche quando sono passato davanti col cavallo hanno applaudito tutti, è stata una vera emozione anche quella. Sì, sono le cose belle poi queste dell'Ippica, poi noi in Sardegna lo sappiamo, non c'è bisogno di rimarcarlo, però noi siamo appassionati. Prima di tutto è una tradizione che va avanti da 99 anni, grazie al derby, perché la prima corsa in Sardegna fu il derby ufficiale o semi-ufficiale che era. E quindi l'hai vinto tu quest'anno, il 2020, complimenti anche perché con Batman sei cresciuto, l'hai fatto crescere perché dal debutto a oggi. Sì, diciamo che è un cavallo che ho sempre montato io. Spero di continuare a montarlo, però sì, siamo cresciuti insieme, dai, siamo arrivati a questo derby insieme. Bene, così Gavino ti faccio i complimenti, davvero sinceri, non solo per il derby ma per la tua carriera, perché dimostri sempre efficacia, determinazione e non ti tiri mai indietro quando c'è da combattere. Grazie Bruno, grazie a te. Bene, abbiamo sentito Gavino Sanna, dalle sue parole si evince chiaramente una grande soddisfazione per questo traguardo raggiunto, una cosa che ci teneva tanto sia perché il derby in Sardegna è una corsa carica di fascino, tradizione, cultura, si è corso il primo 99 anni fa, anche se era solo la 94esima edizione, si è saltata qualche anno per via della seconda guerra mondiale. Però è una corsa a cui tengono tanti, dai allevatori ai proprietari, agli allenatori, ma anche ai fantini. Complimenti a Gavino, complimenti al team Cottu che dimostra la sua crescita esponenziale nel mondo del galoppo sardo e si colloca tra i migliori team
della Sardegna attualmente, di quelli che comunque hanno fatto un po' di storia dell'ippica sarda. La storia l'ha fatta e l'ha scritta anche il signor Antonio Moni, che ha inciso il proprio nome come allevatore proprietario con Zimba e Batuman nell'albo d'oro prestigioso del derby sardo. Quindi complimenti di nuovo a tutti, chapeau mi viene da dire, per questo risultato all'allevatore di Adda. Bene, noi siamo in chiusura, spero di aver detto tutto. È stata una puntata molto veloce nell'analisi, ma comunque devo dare spazio ovviamente ai protagonisti, come è giusto che sia, anzi più se ne hanno e meglio è, perché rendono ricca di contenuti appunto l'isola che galoppa. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi do appuntamento la settimana prossima con l'ultima da Chirivani. Come sapete si svolgerà a porte chiuse. Su questo tema ci sarebbe da dire tante cose, ma restiamo noi nella cronaca sportiva per evitare di essere troppo di parte e incappare in discorsi politici che a noi poco riguardano. Comunque si svolgerà l'ultima giornata, in programma c'è il Gran Premio Regione Sarda, il Gran Premio Sardo, il derby del puro sangue arabo, l'Omnium riservata agli anglo-arabo anziani. Insomma, sarà una giornata ricca e intensa, tutta da raccontare, con ovviamente le voci dei protagonisti, e quindi ci vediamo la settimana prossima con l'isola che galoppa. Per restare sempre aggiornati sul galoppo sardo e non solo, metti mi piace alla pagina Facebook ufficiale SponRiver.biz e iscrivetevi al canale YouTube SponRiver Biz Channel.